Freddati a colpi di pistola nell'abitazione di Chiampo in via Villaggio Marmi, dove viveva con loro. Responsabile dell'omicidio di Sergio Gugole, 62enne, e Lorena Zanin, 59 anni, sarebbe il figlio Diego, 25enne, che ieri, dopo aver vagato per ore in auto, si è costituito ai carabinieri di Vicenza in tarda serata. La procura ha disposto il fermo con l'accusa di omicidio pluriaggravato. Alla base del gesto una somma di denaro, 800.000 euro tra contanti e titoli dei genitori, a cui il giovane sembra puntasse per comprarsi una casa ad Arzignano e un'auto. Stando alle ricostruzioni, avrebbe prima ucciso il padre con 2 colpi alla testa mentre era seduto in cucina, poi ha aspettato che la madre rincasasse. Attorno all'ora di pranzo avrebbe esploso su di lei altri 4 colpi. Subito dopo avrebbe trasferito 16.000 euro dal conto del padre al suo come acconto per l'acquisto dell'immobile. Omicidio che sarebbe stato pianificato da mesi. Le rivelazioni fornite al PM durante l'interrogatorio che vanno a definire i contorni di una tragedia che ha scosso la comunità di Chiampo. Non riesco veramente a credere a quanto è accaduto. Non li conoscevo bene, erano 2 persone splendide, 2 persone solari, salutavano sempre, una chiacchiera, un saluto, un sorriso non mancava mai con loro due. Il figlio? Il figlio era forse di carattere sicuramente un po' più schivo, no? Poi lo salutavo, insomma, mi salutava. I genitori erano molto vicini al figlio, spesso li vedevo andare a messa da qui, proprio da questo vialetto, quasi ogni domenica andavano a messa insieme, oppure camminavano nella ciclabile che sta qua di fronte. Una pianificazione che prevedeva l'occultamento dei corpi dei genitori, stando alle ricostruzioni e alle dichiarazioni raccolte dagli inquirenti, che hanno trovato nell'auto del giovane dei sacchi assieme alla vernice per nascondere le tracce di sangue. La pistola, detenuta illegalmente, sarebbe invece stata acquistata da uno straniero a Cologna Veneta per 3.800 euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri del comando di Vicenza, dei militari della compagnia di Valdagno e della stazione di Chiampo.